Ogni mattina mi faccio un caffè, anzi per me ce ne vogliono 3. Il primo per dire buongiorno, gli altri 2 dopo aver ascoltato le notizie del giorno. Sul fornello c'è ancora la moka, tutta lucente che non uso più. Mi hanno detto che è un po' demodè e ora uso le cialde per fare il caffè. Ma la moka, oh no, non ci sta. Dice a tutti, ma la cialda cos'è? Senza di me il profumo dov'è? Io canto, sbuffo e do l'aroma al caffè. Capsule cialde di ogni sapore, tranne quello di un vero caffè. La capsula è snob e si crede regina. Ho 7 gusti dalla vaniglia alla china, ma la moka ride col filtro annerito. Più annerito ed è meglio il caffè. Poi c'è la cialda ecologica verde, biodegradabile, fa bene all'ambiente. La butti nell'umido e la si disperde, ma io non mi faccio tanti perché voglio soltanto una tazza e caffè. Capsule cialde di ogni sapore, tranne quello di un vero caffè. La capsula è snob e si crede regina. Ho 7 gusti dalla vaniglia alla china, ma la moka ride col filtro annerito. Più annerito ed è meglio il caffè. Poi c'è la cialda ecologica verde, biodegradabile, fa bene all'ambiente. La butti nell'umido e la si disperde, ma io non mi faccio tanti perché voglio soltanto una tazza e caffè. Ma la moka è ancora presente, la guardi sbuffare, poi ti distendi col suo tappino e la guarnizione. È la regina della colazione. Capsule cialde non fatte per me, io voglio soltanto una tazza e caffè. La moka è vissuta col manico rotto, ma sta ancora lì col suo fascino antico. La capsula nuova è già rottamata e l'hai pure pagata ad un prezzo salato. C'è chi col touch fa partire l'espresso, ma il gusto è sparito e ti senti depresso. Allora pensi alla moka che ci metteva fatica e sudore, e tu ti deliziavi annusando il vapore. La moka dice ma la cialda cos'è? Senza di me il profumo dov'è? Io canto, sbuffo e do l'aroma al caffè. Capsule cialde non fate per me, io voglio soltanto